lista per le prossime elezioni. Loro sono i candidati agrigentini della lista UDC alle prossime elezioni regionali del 28 ottobre. Sono 7, comprese 2 donne, Elvira Bonelli e Margherita La Rocca. Gli altri aspiranti deputati regionali sono Alfredo Tararà, Sergio Indelicato, Gaetano Cani, Salvatore Puma e Calogero Firetto, sindaco di Porto Empedocle e candidato di punta del partito dell'Unione di Centro. Perché ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali? Io credo che il momento che la Sicilia sta vivendo è un momento che chiama tutti quanti, penso, a raccolta, e lo chiama non con un istinto di protesta né con l'istinto della diserzione delle urne, ma lo deve chiamare con un istinto diverso, quello cioè di organizzare le idee e la volontà, perché peggio di come siamo messi io credo non potremmo essere messi. Il livello di disoccupazione è quello che tutti quanti conosciamo, il livello di qualità dei servizi così scadente che abbiamo raggiunti è quello che tutti quanti conosciamo, così come conosciamo il triste teatrino che la politica sta dando anche nelle ultime ore di questo governo regionale. Le vicende del Lazio appartengono anche a questo. Allora credo che ci voglia un sussulto che parta dalle realtà locali, da amministratori locali. Mi piacerebbe poter portare l'esperienza di una città difficile, complessa, data per spacciata come la mia, e che invece in 5 anni è riuscita a qualcosa di buono, è riuscita a farla in termini di capacità di investimento, di riqualificazione urbana, di nuovi asset produttivi. Allora io penso che questo possa essere una buona prassi, ecco, da portare nell'esperienza di governo siciliano, nell'esperienza di un'assemblea regionale. Calogero Firetto si è autosospeso dalla carica di coordinatore provinciale dell'UDC di Agrigento per candidarsi alle elezioni regionali. L'incarico è stato affidato al sindaco di Agrigento Marco Zambuto, che ha partecipato alla presentazione della lista dell'UDC. I lavori sono stati presieduti dal segretario regionale dell'Unione di Centro, il senatore Giampiero D'Alia, che si dice ottimista per la vittoria delle elezioni regionali con il candidato presidente Rosario Crocetta del Partito Democratico. Cosa serve per vincere queste elezioni regionali? Ma io credo che il tema sia quello del governo della regione. Noi dobbiamo costruire un progetto alternativo a quello che ha governato questa terra negli ultimi anni. Per vincere bisogna fornire ai cittadini siciliani un'alternativa. Noi insieme al Partito Democratico e a Crocetta questa alternativa la stiamo offrendo sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista dei programmi che delle persone che mettiamo in campo, a partire da Agrigento, dove abbiamo una lista molto qualificata, molto aperta alla società civile, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Giampiero D'Alia, nel corso della presentazione dei candidati agrigentini all'ARS, ha definito taroccati i recenti sondaggi che darebbero il candidato della centrodestra Nello Musumeci in vantaggio su Rosario Crocetta. Gli attuali sondaggi danno Nello Musumeci in vantaggio su Rosario Crocetta. Come risalire la china? Ma i sondaggi che sono stati dati dall'entourage di Musumeci e sono tutti taroccati. I dati non sono questi, noi abbiamo il rispetto dei siciliani, abbiamo i nostri sondaggi che sono di gran lunga positivi. Non penso che noi possiamo fare la campagna elettorale utilizzando i sondaggi come strumento di propaganda. È offensivo per gli elettori sanno che vincerà Crocetta.